preferite, una redattrice editoriale della casa editrice Ilisso. A tal proposito vorrei spendere un minuto per raccontare in breve in cosa consiste il mio lavoro. Il redattore editoriale si occupa di tutte quelle mansioni che sono necessarie per rendere un testo, sia esso un romanzo, un saggio, un catalogo, corretto dal punto di vista formale e di contenuto. Si propongono quindi tagli o aggiunte all'autore, intervenendo sempre con molto rispetto naturalmente del testo, senza mai soffocare lo stile dell'autore. È una sorta di gioco di equilibri, un gioco di equilibri in cui l'interazione con l'autore è costante attraverso consigli, proposte e continui confronti. In sintesi, seguo le diverse fasi di lavorazione del prodotto editoriale dalla sua ideazione alla stampa. Potremmo dire che sono una sorta di collegamento tra l'autore e l'editore. E a me piace pensare di essere una sorta di compagna di viaggio per l'autore, un aiuto, un supporto nel faticoso compito della scrittura. Nel mio lavoro ho la fortuna di poter conoscere studiosi, professionisti, esperti con grandi competenze e conoscenze in differenti settori che mi arricchiscono sia dal punto di vista professionale che umano. E oggi qui ho il piacere di dialogare con una di loro, Enrica Campanini. E poi di parlare qua oggi appunto del suo libro Piante medicinali in Sardegna, un lavoro che mi ha coinvolto e appassionato. Parliamo un attimo di Enrica. Enrica si è laureata in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Firenze nell'82, è medico esperto in fitoterapia e omeopatia. Oltre alla sua professione di medico, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche che riguardano appunto l'impiego delle piante medicinali, l'impiego clinico delle piante medicinali. Collabora con diverse istituzioni e negli anni ha svolto numerosi corsi e seminari presso varie sedi universitarie per la formazione di medici e farmacisti. Per descrivere il suo stile di scrittura mi piacerebbe leggere 2 righe giusto della prefazione che ha scritto Annabella Vitalone, che è professore associato di farmacognosia all'Università degli Studi di Roma La Sapienza. L'autrice in tutti i suoi numerosi libri ha rispettato la scientificità dell'informazione, accompagnandola con chiarezza espositiva e conseguente capacità divulgativa. E in effetti Enrica Campanini ci guida in questo percorso di conoscenza che sa incuriosire e appassionare. Scoprirete una narrazione che è allo stesso tempo affascinante e istruttiva, in cui si intrecciano medicina, fitoterapia, medicina popolare, storia, letteratura, etnoantropologia e folklore. Il libro che presentiamo qui oggi, Piante medicinali in Sardegna, ha un'impostazione appunto multidisciplinare e che si propone come uno strumento di consultazione non solo per gli specialisti, ma anche per chi vuole soddisfare la propria curiosità o approfondire le conoscenze sulle piante medicinali della Sardegna e in generale delle piante tipiche del bacino del Mediterraneo. È un libro che potremmo dire ci invita a prenderci cura della nostra salute attraverso la conoscenza delle piante medicinali secondo le più antiche tradizioni della medicina tradizionale, però stavolta guidati dalla competenza e dall'esperienza di Enrica Campanini, che come dicevo prima è un medico fitoterapeuta che vanta oltre 30 anni di attività. Si tratta di una nuova edizione, completamente ampliata e aggiornata. Sì. La prima edizione di questo libro risale infatti al 2009 e ha avuto un tale successo da andare esaurita in pochissimi anni. Abbiamo così avuto continue richieste appunto per una nuova edizione dell'opera e abbiamo insistito talmente tanto che alla fine Enrica ha accettato di lavorare a questa seconda edizione. A tale proposito tengo molto a sottolineare che non si tratta di una semplice riedizione, si tratta di un vero e proprio lavoro di riscrittura che ha portato l'autrice a rivedere tutti i contenuti già editi
ampliarli e integrarli con le ultime scoperte scientifiche e non solo in ambito medico. Io devo confessare che quando ho preso il lavoro per la prima volta in mano non mi aspettavo una tale quantità di integrazioni, modifiche, aggiunte. Insomma, quando mi sono trovata di fronte al lavoro, mi sono trovata di fronte a un nuovo libro, un libro da dover lavorare dall'inizio, da trattare come una prima lettura. Vi avrei fatto vedere alcune bozze dove appunto abbiamo inserito dove ci sono le integrazioni, le aggiunte, le correzioni, eccetera, che hanno portato poi alla stesura definitiva. Ma insomma, sarebbe un po' troppo lunga e non vorrei appunto annoiarvi. Allora, a questa nuova edizione, dobbiamo dire, sono state aggiunte 29 schede monografiche, ossia 29 piante medicinali, che portano a più di 150 le specie esaminate. Nuove specie, nuova edizione e quindi nuove foto, da realizzare con un'apposita campagna fotografica che ha portato la nostra storica collaboratrice Nelly Dietzel, autrice delle oltre 700 foto che corredono appunto questo volume, a esplorare numerosissime aree della Sardegna, seguendo gli stadi stagionali delle diverse specie. Nelly ha realizzato un accurato reportage di immagini che ci consente di riconoscere tutte le specie che sono citate, tra cui anche le rare forme endemiche, ossia le varietà esclusive dell'isola, alcune delle quali vivono in areali molto ristretti. Tornando al testo troverete, come vi dicevo, moltissimi riferimenti alle più recenti acquisizioni scientifiche e vorrei leggerne giusto alcuni esempi. Nella scheda sul cisto leggiamo ad esempio un articolo del 2019 apparso sulla rivista Cardiology Journal ha segnalato come la somministrazione di Cistus incanus sia in grado di ridurre i fattori di rischio cardiovascolari, proprio grazie alla ricchezza in polifenoli ad attività antiossidante della pianta. E ancora un'altra scheda. Una revisione del 2018 della letteratura scientifica riguardante gli studi pubblicati sul mirto ha messo in evidenza le potenzialità antiossidanti e antinfiammatorie, in particolare delle foglie. Le attività riscontrate possono orientare all'uso di estratti di mirto come prebiotici nelle formulazioni alimentari e come nuovi strumenti terapeutici per la gestione dell'infiammazione. Ma come vi dicevo, ci sono degli aggiornamenti che riguardano anche altri ambiti ugualmente molto importanti. Ad esempio, sapevate che negli ultimi anni le ricerche scientifiche alcune ricerche scientifiche sulla canna comune, Arundo donax, ne hanno rivelato grandi potenzialità. È stato infatti proposto l'uso di questa specie negli impianti di fitodepurazione e negli interventi di stabilizzazione dei terreni con rischio idrogeologico, oltre che per l'ottenimento di biogas di etanolo da utilizzare come biocarburante. Ecco, queste sono soltanto alcune delle tante novità e curiosità che potrete scoprire nel libro. Oggi però vorremmo dare una risposta alle domande più frequenti che ci vengono rivolte da chi chiede le prime informazioni sul libro. A tale proposito ti chiederei, Enrica, di iniziare subito con chiederti di raccontarci il perché hai deciso di scrivere un libro sulle piante medicinali in Sardegna. Grazie Michela per la bella presentazione. Io devo ringraziare sicuramente Michela, che è stata una compagna di viaggio eccezionale, una professionalità altissima, accompagnata da un'eleganza e un atteggiamento veramente costruttivo nei confronti del lavoro che stavamo facendo insieme. Anche quando mi proponevi i tagli sono sempre dolorosi, poi noi autori vorremmo scrivere sempre di più e tanto, e invece lei sapeva appoggiarmi con garbo. Alla fine dicevo sì, ha ragione Michela, si può tagliare, sarà per un'altra volta. Per la terza edizione. Sì. Volevo aggiungere che non è una cosa comune, Enrica è anche una collaboratrice preziosissima non ti dico unica, ma quasi, nel senso che effettivamente
era disponibilissima e molto molto comprensiva. Ha capito immediatamente appunto che il mio lavoro era quello di essere fondamentale il tuo lavoro. era semplicemente un aiuto appunto. Infatti, era per abbellire un lavoro che io amavo tantissimo e che sapevo che grazie a un editor competente sarebbe risultato ancora più bello, più gradevole. Ovviamente il ringraziamento va anche agli editori, a Vanna Fois, a Sebastiano Congio che nel 2009 con un inganno, lo racconto sempre, mi invitarono. Allora, premessa, la colpa di tutti è di mio marito che è sardo. Io ho la Sardegna nel cuore. Io vivo a Firenze. Firenze è la città che mi ha formato come medico, nella quale vivo tuttora, nella quale ho i miei affetti più cari, dove c'è la mia famiglia e dove ho iniziato i primi passi come medico. E qui mi riaggancio un po' alla domanda che mi ha fatto Michela: perché il libro sardo? Vi racconto brevemente un po' la mia storia di medico che si vota alla fitoterapia. Quando ho iniziato a lavorare nell'82 come giovane medico, allora si diceva, si poteva tranquillamente fare sostituzioni anche ai pediatri di base. E io ho lavorato moltissimo con i bambini e mi rendevo conto molte volte che mi trovavo di fronte a patologie abbastanza banali, che però se non trattarle farmacologicamente sarebbe stato eccessivo, non trattarle era troppo poco, insomma mi mancava uno strumento. In quegli anni avevo anche una bambina, Arianna, che alcuni di voi conoscono, che a 9 mesi andò incontro a una dermatite importante. Io in quel periodo mi interessavo già di piante medicinali. Avevo per le mani un lavoro molto interessante di un medico toscano di cui vi parlerò fra poco, e su una pianta che è l'elicriso. In pratica, per farla breve, io dovevo iniziare una terapia farmacologica importante per la mia bambina. Il giorno prima di iniziare questa terapia, provare a fare questi decotti con elicriso e a fare delle spugnature con questa pianta, e nel giro di 24 ore questa dermatite migliorò tantissimo. E continuando il trattamento veramente ci fu una regressione importante, e questo mi ha aperto veramente tutto un mondo. Ho cominciato a studiare come autodidatta le piante medicinali, andando in biblioteca medica a Careggi, all'università e alla Biblioteca Nazionale. Mi sono guardata intorno e allora negli anni '80 in Italia non c'erano ancora le sedi universitarie e concorsi attivati per preparare i medici in fitoterapia. L'unico corso che era presente a livello europeo era Montpellier. E infatti io ho seguito questo corso per 2 anni facendolo pendolare, e per conseguire questo diploma in fitoterapia e piante medicinali, perché volevo dare una dignità scientifica a una scienza, a una terapeutica che secondo me meritava una maggiore attenzione da parte anche del mondo scientifico. Nel frattempo anche in Italia si erano cominciati ad attivare questi insegnamenti, tant'è vero che una delle prime università fu quella di Siena, con il professor Italo Taddei, che mi chiamò appunto a collaborare come docente esterno, diciamo, d'appoggio, proprio per preparare medici e farmacisti nell'utilizzo delle piante medicinali. Questo è Montpellier, ecco, che è una delle sedi universitarie più antiche a livello europeo, la più antica in assoluto dopo Bologna. E nel corso degli anni ho scritto tanti libri. Queste sono le pubblicazioni che ho scritto, e scusatemi, ma mi emoziona parlare di fronte a un pubblico di amici, e soprattutto qua in Sardegna, nonostante appunto sia abituata a anni e anni di docenze, ma qui c'è la componente emozionale in più. E vi dicevo, questi testi, io ho sempre detto
durante le mie lezioni che questi libri li ho scritti innanzitutto per me, come strumento di lavoro per me, e che ho messo poi a disposizione di chi voleva lavorare seriamente in questo ambito. E soprattutto il testo più importante è il dizionario di fitoterapia e piante medicinali, che comprende 300 monografie sulle piante, che ha avuto, sto lavorando adesso alla quarta edizione, dal 98, ha avuto già appunto siamo arrivati alla quarta riedizione, le ristampe sono tantissime. Ed è stato il dizionario, perché vi parlo del dizionario? Perché il dizionario è stato il trait d'union con la Sardegna. Perché con mio marito? Perché? Perché mio marito, come tutti i sardi che stanno fuori dall'isola, ha un amore tenace per la sua terra, ed è un appassionato cultore dell'arte sarda, della cultura sarda, e per cui io dico sempre che ci ha sardizzato tutti, famiglia e amici. Nessun nostro amico oserebbe mai dire Nuoro, tutti dicono Nuoro perfettamente, cioè senza sbagliare accento. Oppure tempo fa eravamo in macchina con questi carissimi amici e si parlava di Adriano Olivetti, e il nostro amico disse tranquillamente mentre guidava: sì, ma Nivola ha fatto un sending casting a New York per Adriano Olivetti, cioè cose che veramente sanno solamente chi è stato catechizzato a dovere. E allora appunto noi eravamo in Sardegna nel 2008 per una mostra organizzata da questa casa editrice Lisso, questa raffinata casa editrice di edizione d'arte bellissime, e si incontrarono Vanna e Sebastiano, loro furono molto interessati al mio dizionario, quando sempre che io avevo scritto questo libro sulle piante medicinali, lo vollero vedere. Poi mi invitarono a pranzo all'Ortobene. E sotto un pergolato con un venticello fresco, un po' di purpuzza e affini, mi buttarono lì: ma lo scriveresti un libro sulle piante medicinali in Sardegna? E lì il gioco era fatto, perché ovviamente per me scrivere un libro sulle piante medicinali in Sardegna mi ha intrigato moltissimo, perché voleva dire non solo legarmi di più a una terra che mi ha dato quelli che sono gli affetti più cari, mio marito, la mia famiglia sarda, alla quale io devo veramente tanto. La mia scrittura, la mia ricerca avrebbe aiutato, io spero che aiuti a mantenere una cultura su quello che è stato fatto e pubblicato nel mondo editoriale anche del passato, per quanto riguarda le piante medicinali, mantenere le tradizioni, studiare le piante anche dal punto di vista della storia. Mi ricordo che leggendo il libro della Joyce Lusso, che fu moglie di Emilio Lusso, voi tutti sapete chi è, quindi non mi sto a perdere in spiegazioni, quando lessi questa frase: fu lì che mi innamorai, quando lei vede suo marito Emilio Lusso nella sua casa in Sardegna davanti al caminetto insieme ai suoi amici, ai pastori, che mangiava con loro il formaggio, che chiacchieravano eccetera, dice: fu lì che io mi innamorai della Sardegna, senza dolcezza ma con un po' di rabbia e molta determinazione. E così la raffia si strinse intorno all'innesto, e con me è avvenuto pari pari, perché per me ovviamente continentale, ritrovarmi in Sardegna, vi parlo di 40 anni fa, per me era un mondo completamente nuovo. Io avevo un cugino, me ne sono trovati 40 tutto all'improvviso, cioè era l'ospitalità. Io che cos'è l'ospitalità l'ho capito in Sardegna. E qui comincia la sardizzazione, sono io col costume di Orani, siamo nel 78. E quindi la Sardegna è entrata veramente nella mia vita, e come vi dicevo, scrivere questo libro voleva dire mantenere un legame ancora più stretto con questa terra che mi ha dato tanto. La domanda che mi viene posta anche è: ma esistono piante medicinali solamente sarde? Certo, esistono, però nel titolo del libro io ho dovuto far mettere una precisazione, nel senso il libro non è intitolato Piante medicinali sarde, ma Piante medicinali in Sardegna. Perché? Perché le piante medicinali esclusivamente sarde, cioè quelle autoctone, che sono, sì, più così, ecco,
che sono più di 200, sono molto interessanti, ma non offrono dati per quanto riguarda la fitoterapia clinica. Quindi è impossibile scrivere una scheda su una pianta autoctona dal punto di vista della fitoterapia clinica. Per cui io parlo delle piante medicinali in Sardegna, perché sono piante medicinali che appartengono al bacino mediterraneo e quindi alla Sardegna, e per ognuna di loro vedrete specificherò quelli che sono le tradizioni e gli usi per quanto riguarda la Sardegna, e quando ci sono le specie endemiche vengono segnalate anche queste. Quindi nel testo dico sempre che l'importanza è la scheda madre. Poi nella scheda madre troveremo anche le indicazioni delle piante endemiche quando ci sono, ma non è possibile trovare per le piante endemiche delle indicazioni cliniche. Quindi botanica e fitoterapia clinica non sempre coincidono. Un esempio è, ad esempio, il ribes. Non posso fare una scheda sul ribes sardum martelli, che è una dei più rari endemismi sardi, che è fra le piante che sono presenti nella lista rossa come pianta a rischio di estinzione, e nemmeno del ribes sandaglioticum. Anche questa, un areale ristrettissimo, anche questo è a rischio di estinzione. Ma la scheda sarà sul ribes nigrum, e nella voce in Sardegna si parlerà dell'esistenza di queste specie endemiche che sono presenti nell'isola. Quindi questo vi è già stato detto bene da Michela. La mia è stata veramente una riscrittura, perché in 10 anni, la prima edizione è uscita nel 2009, in 10 anni nel mondo della fitoterapia per fortuna la ricerca si è evoluta molto, per cui vengono fuori notizie nuove e le schede vanno aggiornate. Il libro sono più di 600 pagine. Io devo ringraziare veramente Nelly, che è laggiù in fondo, che è la fotografe che ha fatto una campagna fotografica in loco in Sardegna. Le piante che voi vedete fotografate sono piante che Nelly è andata a cercare una per una nella stagione migliore, nella stagione della fioritura. Quindi è stato veramente un lavoro corale, un lavoro molto lungo. Queste sono le piante, le nuove piante inserite. Questo è un po' quello che l'ho messe tanto per darvi un'indicazione. Perché ho scelto queste? Perché sono quelle un po' che mi sono state proposte dall'editore. Un po' nel corso degli anni le persone mi hanno chiesto: ma perché non hai parlato del carciofo, Cinara scolimus, per dire? Perché non hai parlato dell'inula? Perché? Perché mancherà sempre la pianta. C'è sempre il mondo delle piante è molto vasto, e ho trattato quelle piante per le quali la ricerca portava dei dati interessanti. I nomi sardi delle piante medicinali, anche questo mi ha dato un po' del filo da torcere, però io ho puntato la mia attenzione su dei testi fondamentali, e su quella mi sono basata. Così come nell'introduzione io infatti specifico che il Penziche, per quanto uno dei testi fondamentali, insieme al Cossu e al Pauli. E per quanto riguarda la nomenclatura botanica, anche questo non so se ci sono botanici presenti, però veramente mi ha dato molto filo da torcere, perché io sono un medico, non sono una botanica. I botanici cambiano molto spesso il nome al binomio, no? Il binomio che rappresenta il nome della pianta viene spesso cambiato, e questo a volte può creare delle confusioni, delle mancanze di chiarezza, e quindi allora bisogna prendere sempre un punto di riferimento che sia quello valido, e questo è un sito internazionale a cui fanno capo i maggiori orti botanici, giardini botanici a livello mondiale. E allora cominciamo un po' a parlare adesso, vediamo come si entra un pochino più nel concreto. Una delle cose che io stessa l'ho provato quando io nel 78 sono sbarcata in Sardegna, a Golfaranci, che era ancora piccolino, non c'era nulla. Io la prima cosa che ho sentito un profumo nell'aria.
un profumo che non avevo mai sentito, ed è quello che tutti i viaggiatori, anche leggendo, poi ho letto tanti testi dell'Ottocento, segnalavano questo odore che è poi l'odore di Sardegna, che è un odore della macchia, è l'odore del lentisco, è l'odore dell'elicriso, che è veramente caratteristico della vostra isola, un odore aspro e fiero, no? Come siete voi e noi, ci metto anch'io. Ecco, è la pianta che vi presento anche per farvi vedere come funziona questo libro, è proprio l'elicriso, che è la pianta, che è quella che mi ha aperto anche la strada a diventare un medico. Ecco, tengo a precisare una cosa, che io utilizzo la fitoterapia, ma io sono per la medicina integrata, io utilizzo anche i farmaci, cioè bisogna utilizzare le piante medicinali, ma bisogna sapere, bisogna sapere utilizzare anche i farmaci quando è necessario. Il grande Ippocrate più di 2000 anni fa ci diceva che per curare è importante prima di tutto la parola, quindi conoscere il paziente, entrare in comunicazione col paziente, conoscere, dargli le indicazioni sullo stile di vita, e quindi sulla nozione sono importanti le nozioni di dietetica, sapere dove vive, in che situazione lavorativa ha, eccetera. Oggi si parlerebbe di stress, allora no. Poi diceva si può intervenire con i farmaci, allora avevano farmaci a base di piante, minerali, animali, eccetera, e poi il ferro. Noi possiamo seguire questo schema, aggiungendo però che di fronte a una patologia noi possiamo intervenire sicuramente col dialogo, che è fondamentale, dando delle indicazioni sullo stile di vita che sono importantissime, e quando possibile intervenire con la fitoterapia, io anche con l'omeopatia come omeopata, ma sempre in maniera molto equilibrata, ma quando è necessario si utilizza il farmaco. E il grande vantaggio che io ho con la fitoterapia, con le piante medicinali, è che io posso limitare gli effetti collaterali del farmaco e quindi tranquillizzare il mio paziente che può fare quella terapia, perché io ci sarò a sostenere per quanto riguarda gli eventuali effetti collaterali. Allora, l'elicriso. L'elicriso, ecco, il libro si presenta così, mi metto gli occhiali. Questa, diciamo, dove c'è la prima freccia, vedete un po' la scheda immediata in cui hai subito l'impatto sulla pianta, i componenti principali, le attività principali e la parte della pianta che viene utilizzata, perché anche questo è molto importante, adoperare la parte giusta. E nella nuova edizione ho anche messo il tempo balsamico, cioè il tempo in cui la pianta deve essere raccolta, qual è il momento migliore per raccogliere la pianta. È una brevissima descrizione botanica. Poi ci sono perché allora, quando io ho cominciato il libro, ho pensato, quando uno comincia un viaggio, ed è un viaggio di conoscenza, bisogna fare una mappa. Quindi devo avere ben chiaro il percorso per descrivere la pianta. E quindi da che cosa parto? Parto dalla storia della pianta. La storia medica della pianta è fondamentale, perché dalla storia molte volte nascono gli spunti per la ricerca attuale anche. Lo vedremo con tante piante di cui parleremo velocemente. Quindi la storia medica della pianta non è un vezzo, è un qualcosa che mi aiuta a capire ancora meglio la sua attività terapeutica. Sapere che al tempo dei Greci e Romani l'elicriso veniva utilizzato perché aveva un'azione sulla sfera epatica e sulla sfera urinaria mi rende ragione del fatto che la pianta viene considerata anche dalla ricerca attuale una pianta che ha un'azione antiepatotossica, quindi ha un'azione di disintossicazione a livello epatico. Poi abbiamo l'utilizzo medico vero e proprio, dove parlo di quelli che sono gli impieghi. In questo caso per l'elicriso parlo di questo medico, di questo uso nuovo della pianta. Già gli antichi avevano indicato che la pianta doveva essere utilizzata per quanto riguarda le forme catarrali, per le bronchiti. Questo medico sapeva che la pianta poteva essere utilizzata per queste forme bronchiali, ma si rese conto
conto che funzionava molto bene sulla pelle. Siamo negli anni 40, in tempo di guerra, quindi curava i suoi pazienti che soffrivano di bronchite con l'elicriso, ma anche chi soffriva di dermatite, di psoriasi, li curava con l'elicriso. E avendo ottenuto tanti risultati validi, lui raccolse tutte le cartelle. Finita la guerra, si rivolse a un suo collega che era universitario, il professor Nicolini, a Pisa, e gli disse: guardi, io ho questi dati, puoi capire perché questa pianta funziona così bene? La ricerca ha evidenziato che la pianta ha un'azione cortisono-simile senza averne gli effetti collaterali. Il 2004, vado veloce, faccio un salto temporale. Nel 2004 l'Università di Valencia mette in evidenza dei principi attivi che hanno un'azione fortemente antinfiammatoria, un'azione cortison-like, simile cortisonica, e nel 2014 l'Università di Cagliari mette il professore, nella figura del professor Mauro Ballero, individua un principio attivo che chiama arzenolo da arzana, perché è la zona dove maggiormente si trova questa specie di elicriso, per il quale viene evidenziata un'attività fortemente antivirale e fortemente antinfiammatoria. Quindi vengono confermati quelle che erano le indicazioni del passato. Poi dopo l'utilizzo medico, inserisco la voce medicina popolare, intendendo la medicina del continente, e in Sardegna. La medicina popolare nel continente ha anche qui un utilizzo dell'elicriso, soprattutto per quanto riguarda le forme bronchiali, e in Sardegna abbiamo l'utilizzo degli infusi, dei decotti per le forme bronchiali, ma anche l'utilizzo della pianta dell'elicriso come pianta antisettica. Veniva utilizzata anche per scacciare gli insetti, per conservare la biancheria, per pulire con i fiori, diciamo, bruciati, incendiati, si bruciavano le setole del maiale quando si preparava, e soprattutto veniva utilizzato anche come afrodisiaco in certe zone dell'isola. Ma perché? Perché aveva questa azione tonica, generale, proprio per questa azione di tipo cortisonico che manifesta. Poi c'è molto importante la voce che metto sempre: tossicità e effetti secondari, perché quando utilizziamo, non è vero che siamo nel naturale e le piante fanno sempre bene, no? Le piante possono essere tossiche e possono essere, quindi dobbiamo essere consapevoli dell'effetto che può avere una pianta. In questo caso con l'elicriso siamo tranquilli, è una pianta che non presenta effetti collaterali. Sappiamo che ci sono tante specie di elicriso, e questo elicriso, l'elicriso microfillo, è quello per il quale è stato trovato questo principio attivo, che ha un'azione fortemente antinfiammatoria e antivirale. E in più è stato visto che questa pianta può rivestire un ruolo importante, perché il suo apparato radicale riesce ad assorbire il piombo, lo zinco, il cadmio, che sono metalli pesanti nei siti dismessi. Quindi mi ricollego a quello che ha detto Michele appunto sulla Rondodonax, che appunto quando ho trovato anch'io questa notizia di queste piante che hanno questa grande capacità di assorbire metalli pesanti, insomma ho voluto segnalarla perché mi sembrava molto importante. Questa è una ricerca del 2018. Poi le forme farmaceutiche, come può essere preso sotto forma di infuso, decotto, tintura, delle formulazioni, anche consiglio delle formulazioni che sono tutte tranquille, perché provate e facili da applicare. E infine la voce curiosità, che è quella che lei mi ha tagliato giustamente, hai visto il dito? Dove ad esempio in questo caso parlo della scrittrice Maria Giacobbe, che racconta come la sua nonna aveva questi bauli per lei misteriosi con la biancheria, e dentro la biancheria c'era l'elicriso, perché manteneva questo profumo e aveva questa azione antibatterica. E poi questo liquore che si fa a Laconi.
con l'elicriso. E un'altra cosa, sempre diciamo, l'industria agroalimentare sta pensando proprio di utilizzare a meglio l'elicriso, perché contiene quest'olio essenziale, questo aroma così forte che ha, che potrebbe essere utilizzato per la preparazione di prodotti, anche per la cosmesi, e che richiamano molto appunto la terra sarda proprio, quindi potrebbero essere una fonte di richiamo. Altra pianta è il timo. Il timo, ci sono il timo classico, il selpillo e il vulgari. In Sardegna però ci sono due specie che sono il timo catarina camarda e l'erba barona. Ora, io la scheda ovviamente la posso fare solamente sulle le specie principali, sul timo serpillo e sul timo vulgaris, però vi posso dire che il timo catarine, che è un endemismo sardo, nel 2016 gli è stato trovato un principio attivo che ha un'azione particolarmente forte, molto battericida. È anche vero che ha anche un'azione epatotossica, quindi vanno saputo utilizzare. Però il timo, che è una pianta meravigliosa e che meriterebbe veramente una giornata intera, è una pianta che adesso adoperiamola moltissimo, andiamo incontro all'inverno, e quindi è una pianta che ha un'azione balsamica, secretolitica, antitussiva. È una pianta che ha un'azione antifermentativa a livello intestinale, quindi questo ci permette, ad esempio, se noi li inseriamo nella nostra alimentazione, di soffrire meno di meteorismo, ma anche un'azione antiossidante, e quindi lotta contro l'invecchiamento cellulare. Il serpillo armida in sardo veniva utilizzato normalmente in cucina, veniva utilizzato pascolato dalle pecore, che poi davano al formaggio quel sapore particolare che si trova solamente in Sardegna. Il lentisco, io anche qui vado veloce, tutta la pianta è medicinale. Sicuramente il mastice, che addirittura è presente nelle schede dell'EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, che questa resina che essiccata si cristallizza, essiccata, può essere polverizzata, veniva utilizzata in infusi che avevano un'azione antifermentativa contro i disturbi digestivi, veniva utilizzato come colluttorio per migliorare la salute della bocca. Nel passato si soffriva, cioè le malattie che ho maggiormente incontrato nella stesura di questo libro sono le malattie della pelle e le malattie che riguardavano appunto bocca e denti. Ad esempio la resina del lentisco è l'antesignano della gomma da masticare. Veniva adoperata proprio come gomma da masticare, perché si ammorbidisce appunto masticandola, e serviva per curare le gengive. Studi recenti del 2016 o 2018, adesso non ricordo, hanno messo in evidenza come riesca a contrastare la formazione della placca batterica del 41%. Sono dati importanti. Con i frutti si preparava un olio che era considerato l'olio sia per illuminazione, ma anche l'olio della povera gente. Era un olio molto amaro. Io mi ricordo che mia suocera mi diceva che lo preparavano anche, solo che era così amaro che veniva cotto insieme a pane o fichi per cercare di migliorarne il sapore. Fermo restando che io, scorrendo in un ristorante, ho trovato nel menù la tartare al tonno con olio di lentisco, che costava l'ira di Dio. Quello che una volta era l'olio dei poveracci è diventata una prelibatezza. La digitale sarda, che è stato un patrimonio della vostra isola. Qui c'è un'autocitazione, scusatemi, ma non potevo farne a meno, perché sono stata citata dal grande Mario Stern, il grande scrittore Rigoni Mario Stern,
perché nel suo libro, me lo disse una mia paziente, mi disse: ma lo sa dottoressa che lei è citata nel libro di Mario Rigoni Sterne? E io dissi: ma davvero? Per cui quando uscì chiamai subito mio marito e dissi: vai in libreria a comprare il libro. E trovai la citazione dove lui mi domanda perché era ancora la prima edizione, non avevo parlato della digitale, ma non ne avevo parlato perché è una pianta molto importante e molto tossica se adoperata in maniera incongrua. Infatti l'impiego terapeutico della digitale è di difficile cimento e ci va una polarizzata attenzione. Oggi per fortuna non si utilizza più, si utilizzano però i principi attivi che sono estratti dalla pianta, che fanno parte di farmaci comunissimi per i cardiologi, per chi soffre di cardiopatie, che sono a base di digitale. E la digitale purpure appunto era un bene dell'isola, era veramente cresceva spontaneamente, solo che c'è stata una raccolta selvaggia che ha distrutto in pratica i siti di raccolta. In più ci si è messa anche la guerra e ad esempio appunto cito questi atti di un convegno degli erboristi che parlavano appunto dell'importanza della digitale, come era importante saperla raccogliere, eccetera. Enrico Devoto di Nuoro, che aveva un'azienda che era affiancata da un grande farmacologo, Italo Simon, avevano messo su, diciamo, un'industria per una raccolta ottimale della pianta che venne però con la guerra fu impossibile portare avanti, e dopo la guerra non ci furono più possibilità. L'iperico, l'ultima pianta di cui vi parlo, anche qui abbiamo una varietà sarda che è l'Ipericum scrugli, che in cui è stato trovato nel 2018 un principio attivo che ha un'azione fortemente antivirale, soprattutto nei confronti del virus dell'immunodeficienza umana, e considerando anche il periodo che stiamo passando, avere piante che hanno un'azione antivirale insomma può essere di aiuto per la ricerca. Dell'iperico ricordatevi che è la tradizione storica, ha sempre tramandato, anche quella sarda, l'uso della pianta non solamente per uso esterno come eudermico, contro le ustioni in caso di emorroidi eccetera, ma anche come pianta contro la melanconia. L'iperico era chiamato il cacciademoni, no? Perché mandava via i fumi della melanconia, come si chiamava un tempo. E già dall'antichità si parlava di questa pianta proprio per migliorare il tono dell'umore. La ricerca odierna ha convalidato questo tipo di attività, tant'è vero che ci sono e si trovano anche in farmacia prodotti a base di iperico che sono titolati in principi attivi, che sono molto validi nelle forme con tono dell'umore depresso. Diciamo che prima di tutto bisogna rivolgersi al medico perché la depressione va saputa curare molto bene, ma diciamo nelle forme di umore un po' nero si può, prima di arrivare al farmaco, sempre su consiglio del medico, provare questa pianta. E anche la tradizione sarda utilizzava la pianta anche per questo modo. E quindi ho rubato le parole di questo poeta, scrittore, filosofo olandese, più volte candidato al Nobel, che dice sempre: bisogna attivare il presente tramite il passato. Quindi lo studio delle piante medicinali, la storia delle piante medicinali, la storia delle tradizioni locali è estremamente importante, perché ci permette poi alla ricerca di trovare degli strumenti per la terapia che possono aiutare a ritrovare diciamo, un equilibrio e la salute. Qua appunto chiudo con le parole di Margherita Hack, che nel 98 venne a Firenze, era di Firenze, comunque anche se viveva a Trieste, e alla presentazione della prima edizione del dizionario, al quale lei fece molto volentieri la prefazione, perché lei credeva nelle piante medicinali, credeva nell'utilizzo intelligente però delle piante medicinali. Come vi ho detto, le piante medicinali sono un utile strumento terapeutico, vanno sapute utilizzare perché possono presentare effetti collaterali e possono essere utilizzate a volte anche insieme ai farmaci. Qui è il medico che deve saperlo fare, perché grazie al loro utilizzo a volte si può dimezzare
la posologia o comunque limitare gli effetti collaterali. Qui vi ringrazio e mi taccio. Ringraziamo l'autrice che sicuramente avrà intrigato anche voi con questo suo racconto. Rivolgo al pubblico diamo la possibilità a qualcuno del pubblico se vuole fare qualche domanda. Qualche curiosità che... Sì, ci sono tutti i nomi salvi e in fondo al libro, adesso mi alzo, in fondo al libro ci sono anche i nomi in francese, in tedesco, in spagnolo. Sì, c'è anche la traduzione. Sì, sì, sì. No, no, beh, no, sono piante, come ho detto, sono piante del bacino mediterraneo. E quando sono in Sardegna c'è scritto, quando sono le endemiche, per le piante endemiche, cioè che sono proprio autoctone dell'isola, io segnalo la zona di, se non altro, di provenienza, il nome e la zona di provenienza. Vi fa una domanda? Sì. Beh, l'iperico è una di quelle, ad esempio. E poi ogni regione poi ha le sue piante medicinali. L'importante è sempre avere il nome allora, avere il nome della pianta medicinale in latino è fondamentale, perché il nome popolare serve fino a un certo punto, perché erba de Santa Maria, è l'iperico, è l'elicriso, sono tantissime piante, come l'erba della paura in Toscana, sono tante piante, la spacca-pietra per i calcoli renali, il ceterac, la gramigna, la parietaria, cioè hanno veramente, il nome popolare molte volte può confondere, anche sul cisto, prima si parlava di cisto. Il cisto ha una nomenclatura che è difficilissima, perché anche nella ricerca, anche negli studi clinici, si parla di cisto sincanus quando ci sono 3.000 specie di cisto e non viene mai definito bene. Sicuramente l'iperico per l'ustioni, io in questi giorni mi sono ustionata con del tè bollente, non avevo l'olio di iperico, a casa ce l'ho sempre perché come sono una massaia frettolosa e quindi mi brucio frequentemente. L'olio di iperico è una mia paziente che mi porta, che fa l'olio di iperico che può essere fatto, ad esempio l'olio di iperico è una delle cose che diciamo, l'industria sarda del settore del naturale punta sull'olio di iperico perché può essere fatto con la pianta dell'isolana, quindi particolarmente ricca in principi attivi, con l'olio di oliva isolano che è particolarmente valido. Quindi l'olio di iperico con bel colore rosso rubino ha questa azione decongestionante, blandamente analgesica e cicatrizzante eccezionale. La calendula stessa che vedo qua nel cestino ha un'azione eudermica, è la pianta per eccellenza, la pianta con la quale vengono curati gli eritemi dei bambini. L'elicriso è la pianta per eccellenza delle dermatiti ma anche degli eritemi solari. Io sempre con l'elicriso mi ricordo che anni fa a Calagonone curai mio nipote che aveva l'eritema solare mandando mio marito su uno scoglio poverino a raccogliere un elicriso, preparare il decotto perché la farmacia, io vi parlo di 30 anni fa, era un po' lontana e con quello l'eritema sparì. Certamente c'è bisogno, ecco, sull'elicriso per dire questa ricerca che è stata una review, no? Come si dice quando vengono rivisti tutti gli articoli che sono stati pubblicati dalla letteratura scientifica, questa rivista dice attenzione, l'elicriso è una pianta veramente importante, ha veramente un'attività antinfiammatoria, antiossidante, antiallergica, però mancano gli studi clinici per convalidarne poi l'uso in terapia. Altre domande?
Vi volevo raccontare, allora vi rubo 5 minuti per raccontarvi una curiosità sul fico d'India. Perché? Visto che sono maturi. No, per dire che una delle cose che ho notato leggendo in questo mio lavoro di scrittura, di studi, in questo mio viaggio, è stata la lamentela, ma già a partire dagli anni 30, di tanti studiosi che dicevano: questa è una terra ricca di piante medicinali particolari come il lentisco, il cisto, eccetera, ma non vengono mai sfruttate. La digitale stessa, no? Vengono lasciate abbandonate. Anche quella pagina che vi ho messo sul lentisco di Andrea Manca dell'Arca, siamo nel 1780, anche lui dice è una pianta che è particolarmente ricca in principi attivi, però viene abbandonata. E a questo proposito, sul fico d'India c'è nel 1908 venne preparato, ci fu un concorso a livello nazionale per quanto riguarda i distillati cognac. E dalla Sardegna arrivò questo distillato alcolico fatto con il frutto del fico d'India, poi messo ad invecchiare in botti di rovere. Aveva una gradazione di 55 gradi che in pratica sbaragliò la concorrenza. C'erano più di 168 partecipanti. Il cognac ottenuto dal distillato del frutto di fico d'India vinse il Gran Diploma d'Onore, il primo premio. E tutto finito lì. Siamo nel 1909, da allora non è stato fatto più nulla. Ecco, questa è una cosa che mi aveva... Abbiamo lanciato così una... materia prima non manca. Può darsi. Allora lasciamo il spazio ai musicisti? Sì, ecco, che io ringrazio, venite, Pietro Paolo, Gian Giacomo, che mi hanno fatto questo regalo inaspettato, veramente, quindi ringrazio tanto e vedrete la grande sorpresa. Utilizzavano quello che trovavano, le pietre, le ossa degli uccelli, il legno, legni particolari, cioè tanti materiali con cui hanno costruito i primi strumenti. Io ritengo che anche noi, figli della rivoluzione post-industriale, allora possiamo ripetere questo esperimento utilizzando le cose che abbiamo davanti. Questa cosa dell'incudine è nata sentendo il Pierpaolo e il fratello mentre forgiavano il ferro. Per poter forgiare il pezzo che va girato in continuazione, lui deve tenere sempre il ritmo col martello. Per cui batteva una volta nel pezzo che stava forgiando e un'altra volta nell'incudine. Da questo è nata l'idea di poterlo usare per fare musica, anche perché alcuni incudini hanno una musicalità eccezionale. Io credevo di aver inventato qualcosa invece poi mi sono accorto che non ho inventato niente, perché nelle grandi orchestre della musica classica, credo anche nella quarta di Beethoven, viene usato l'incudine. Quindi non ho inventato nulla, però mi piace usarlo e lo usiamo per la musica sarda. Grazie.
fare un altro brano di nostra invenzione e si chiama Vento Isusu. Quello che per noi è Vento Isusu è il vento di ponente, che da noi soffia in maniera particolarmente forte, intensa. È un vento che molto spesso malediciamo perché non che sconza tutto su chi zappata, però diciamo che è anche un vento che dovremmo ammirare perché ci porta sapori, odori da fuori e poi ogni tanto diciamo che fare un po' di pulizia di quello che c'è fa anche bene. Se non fosse per i piromani ci sarebbe da ammirarlo questo vento. Questo è Vento Isusu. Allora, 2 parole per questo strumento che in Sardegna ricopre una importanza molto grande e ci possiamo vantare che intanto perché esiste solo in Sardegna. Queste sono le launeddas. Diciamo che le launeddas intanto è uno strumento molto antico, c'è una datazione di quasi 4.000 anni da documenti che sono stati ritrovati. Appunto la signora Michela che all'inizio della presentazione ha parlato di rundodonax della canna. Questo è uno strumento proprio fatto di canne. Questo in Campidano lo fanno di canna masciu perché è una canna che non si sviluppa molto in diametro, però è una canna molto spessa che qui in questa zona neanche ce l'abbiamo. Allora, la parte lunga che vedete viene chiamato tumbu ed emette una nota continua. Questo strumento che ho in mano è accordato nella tonalità di La maggiore e quindi sul tumbu, quello il più lungo, la canna più lunga, emette una nota continua accordata con un La basso. Poi la parte legata si chiama mancosa perché si suona con la mano sinistra, c'ha 4 fori per la diteggiatura e l'ultimo in basso che è il foro dove viene fuori il suono, perché quest'ultimo pezzo dove c'è la legatura serve solo come pezzo da risonanza, mentre nel sottumbu viene fuori proprio dalla punta della canna. Poi l'altra canna che da sola si chiama destrina o mancosella perché si suona con la mano destra, stessa cosa, 4 fori per la diteggiatura e 1 per la fuoriuscita dell'aria. È uno strumento che ci invidiano in tutto il mondo. Io quando andiamo fuori, soprattutto all'estero, i suonatori di cornamusa dicono noi abbiamo la cornamusa che emette un suono, diciamo che assomiglia anche un po', però hanno una sacca e quindi è molto più facile. Invece con le launeddas viene utilizzata la tecnica della respirazione circolare o fiato continuo, cioè il suonatore respira col naso gonfiando le gote, mentre che si stanno sgonfiando le gote dell'aria respira di nuovo veloce col naso e quindi il suono non si deve mai interrompere. Una tecnica molto difficile. Purtroppo si stava perdendo, anni scorsi si stava perdendo questa tradizione delle launeddas, invece poi con i grandi maestri che hanno iniziato a fare delle scuole, adesso ci sono anche tanti giovani e anche tante donne adesso, perché era uno strumento prettamente maschile. Invece adesso conosco tante donne che sono suonatrici di launeddas. Ok.
intende questo sono? Su tempo se scambiande. Firmati, iscurta bene, forzi scomprender di pruso. Se ti firmas a scurtare, a sapere, non è tempo sperto. Firmati, iscurta bene, questo è sovente suso. Adesso per concludere un balletto. Che poi a Angelino piacciono molto. Ogni volta che facciamo spettacoli e c'è lui, alla fine, anche a Firenze, ha puntualmente chiesto il ballo. Quindi. E poi in chiusura vi invitiamo a non andare via senza prima aver provato una degustazione di tisane offerte dall'erboristeria Montricos. Grazie.